ci trovavamo durante le prime fasi del lockdown con Michele non so, chattavamo, ci condividevamo un po' di idee e una sera Michele se ne esce con questo articolo che aveva letto sul Corriere della Sera, vero Miki? Non mi ricordo la testata, insomma. Sì, forse era il Corriere del Veneto. Comunque è una storia così sembra noiosissima. Però in realtà No, non avevamo. è vero. No, però in realtà avevamo questo progetto di fare un lavoro insieme già da tanto tempo, no? E Sì, avevamo scritto altre cose insieme. ho scritto altre cose ed eravamo molto affascinati da questo tema della solitudine, no? Anche in conflitto in contrasto col caos quotidiano, no? Perché tutti questi avevamo scritto un lavoro sui cargo, sulle navi cargo, su queste persone che vanno in giro ehm, per 6 mesi senza vedere essere umano, no? E quindi, insomma, era un tema il tema della solitudine, della ricerca di se stessi, della crisi d'identità nel presente, insomma, ci affascinava. E poi, niente, un giorno abbiamo trovato questo articolo Sì, che ci ha e folgorati, diciamo, cioè è un tema che ci ha interessato tantissimo, perché appunto continuava sulla falsariga del percorso un po' che stavamo facendo. esatto. E, Poi e un quindi niente. dettaglio fondamentale è che eravamo in lockdown, quindi eravamo tutti chiusi nelle nostre stanze quando abbiamo scoperto cioè, iniziato questo percorso, no? Sì, sì, ci siamo resi conto che c'erano, in quel periodo di grandissima solitudine, ci siamo resi conto che c'erano delle persone che erano molto più sole di noi da molto più tempo, insomma. Il mondo di questi ragazzi, appunto perché rimane nascosto, non lo conosce quasi nessuno. Vorrei chiedervi cosa vi ha lasciato entrare in contatto con questi ragazzi e conoscere le loro storie. Beh, a me innanzitutto, cioè, penso di parlare anche per Michele. Innanzitutto abbiamo sviluppato un vero rapporto di amicizia, credo, con loro. Quindi, non so, a me la prima cosa che mi viene da dire mi ha lasciato delle amicizie, sono degli amici, sono delle persone davvero, davvero molto, molto particolari, sono estremamente sensibili, hanno degli immaginari, essendo cresciuti per tanti anni in isolamento, hanno un modo di immaginare le cose, di ragionare che è leggermente diverso da quello comune, ovviamente. E quindi si ha la sensazione di aver conosciuto un po' un alieno, una parola forte ovviamente, però la sensazione è un po' quella, di essere stato su un altro pianeta. A me riflettevo, no? Cosa mi ha lasciato? Mi ha lasciato la consapevolezza che anche vivere da soli non è una cosa così complicata, non è una cosa così drammatica. Ci si può stare benissimo da soli ed essere felici, ed essere sereni, che insomma mi sembra che è quasi un percorso che vada fatto ogni tanto insomma, non bisogna avere paura della solitudine, questo era il discorso, che io un po' c'ho, è un horror vacui, e quindi in realtà è anche un percorso che uno fa con se stessi, no? Di capire meglio chi sei, cosa vuoi fare, cosa vuoi diventare, e nel silenzio, stando da solo, vivendo isolati, uno ha più possibilità di analizzarsi. Parlando invece un po' dello stile, le loro testimonianze si alternano a questo racconto animato di una società che ha distrutto il pianeta ed è costretta a vivere sottoterra. Questa parte invece com'è nata? È nata diciamo, da una condivisione che abbiamo avuto con i ragazzi. Tanto che all'inizio la nostra idea sarebbe stata quella di raccontare anche il processo creativo, no? Che aveva portato alla realizzazione di questa storia. Quindi tutti quanti hanno condiviso un po' il loro immaginario, li abbiamo messi insieme, ovviamente con la nostra supervisione, diciamo.
e abbiamo messo un po' insieme le loro idee, i loro immaginari e ne è uscita questa storia qui che sostanzialmente è un po' una parabola, no? Di un percorso immaginario che potrebbe fare un hikikomori, l'uscire dalla sua tana sottoterra per arrivare alla luce. Guarda, è quello che ha spiegato Ugo. All'inizio abbiamo pensato, cioè all'inizio avevamo proprio un'idea quasi più pedagogica, no? Cioè fare in modo che attraverso la creazione di questa graphic novel i ragazzi trovassero uno stimolo per andare, per uscire, insomma, fosse una spintarella, insomma, nel lavorare insieme, nella creazione. In realtà poi questa idea quasi di creare un corso, un workshop tra di loro che poi li portasse a uscire, era un'idea che avevamo avuto prima di conoscerli. Poi quando li abbiamo conosciuti ci siamo resi conto che non serviva tutto questo e che loro avrebbero collaborato, messo le loro idee, come hanno fatto, però motivi per uscire ne avevano già tanti di loro dentro loro stessi e quindi non serviva una graphic novel. Insomma, non serviva quello, insomma. Ho capito. Andando un po' in più generale, volevo chiedervi se ci sono dei registi a cui vi siete ispirati per questo documentario o comunque quali sono i vostri registi preferiti. I registi preferiti, sicuramente io sono un fan non so, Edgar Wright, Adam McKay, Wes Anderson, però insomma c'entrano poco con il nostro documentario. Mi ricordo che ci fecero una domanda, noi facevamo una prima call, mi ricordo, con Sky, inizio, quando il progetto non si sapeva ancora se la facevamo o no, e ci chiese tipo, forse il boss, non mi ricordo, Sì, qualcuno sì. ci chiese, ma dateci delle reference, e noi in realtà ci eravamo preparati su tutto tranne sulle reference, e quindi mi sa che abbiamo fatto mezza scena muta, forse abbiamo detto Tiger King, Sì, sì. però No, però insomma... poi avevamo pensato che una buona reference sarebbe stato un film di supereroi. un Marvel, giustamente perché Sì, loro sono un po' degli supereroi, hanno dei poteri. quindi il senso è quello. Anch'io, guarda, Adam McKay mi piace tantissimo, come diceva Michele, ma guarda, ti direi dei registi che fanno un cinema, cioè, diciamo dei film che si discostano un po' da questo progetto, quindi non so se sarebbe molto in tema. Vi chiedo un film che amate particolarmente e che consigliereste di vedere ai lettori di Hotcorn. Inizio io o inizi te? Ma io ne ho Io, due che sono stati... io The Moneyball. Moneyball è un film che ho visto 200 volte, che, che l'ha scritto Sorkin con Brad Pitt, o se no anche The Big Short, La grande scommessa. Quando ho bisogno di una comfort zone, mi guardo quei film pure 8 volte all'anno. I miei due film preferiti, che anche per quanto mi riguarda non c'entrano assolutamente niente, penso che il mio film preferito in assoluto è banalissimo, è Forrest Gump, e un altro che mi piace tantissimo, mi fa impazzire, è Mad Max Fury Road. Beh, allora, vi faccio un'ultima domanda. Vi chiedo cosa direste agli spettatori per invogliarli a guardare il vostro documentario? Cosa deve aspettarsi il pubblico? Beh, si deve aspettare che viviamo in un mondo, in una società in cui in cui i giovani, ma non solo, anche non solo, ma vivono per apparire, per essere, insomma, lo vediamo dall'uso un po' folle che c'è dei social, delle storie, di Instagram, insomma, si vive per essere, per apparire, invece c'è pure chi vive per scomparire, che comunque è interessante da capire anche un fenomeno al contrario rispetto a dove va la corrente.